Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Screenshot, il Green Pass, il Super Green Pass che dal primo di febbraio diventa obbligatorio per poter entrare in tantissime, anzi in quasi tutte le attività commerciali e non solo, in pratica al di là dei supermercati e poco altro, insomma per entrare in qualsiasi negozio si deve adesso esibire il certificato verde. Siamo in compagnia di Antonella Popolizio che è la presidente regionale di Confcommercio Federmoda e Popolizio sicuramente sono cambiate dal primo di febbraio le indicazioni per quanto riguarda appunto l'accesso nei vostri negozi. Allora partiamo da qui, da questa novità, come vi siete organizzati e che cosa cambierà adesso? In realtà già da questo weekend, quindi prima del 1° febbraio, nei negozi all'interno dei centri commerciali è scattato l'obbligo del controllo del Green Pass rafforzato, quindi si poteva accedere al centro commerciale, andare a fare la spesa nella piattaforma alimentare, ma se si accedeva nei negozi si sarebbe dovuto presentare il Green Pass rafforzato. Quindi diciamo che abbiamo fatto già una micro prova questo weekend. Oggi in realtà appunto è scattata questa misura anche per tutti gli altri negozi, quindi per il centro storico. Noi siamo passati in zona arancio, per questo avevamo questo obbligo, no? Effettivamente dobbiamo controllare. Io avevo già detto tempo fa, il problema non è tanto il controllo, nel senso che la maggior parte delle persone che si presenta in negozio ha il Green Pass, il più delle volte ti fa vedere molto volentieri che l'ha fatto, che quindi il suo, tra virgolette, impegno sociale l'ha eseguito. E oltretutto non dimentichiamoci che altre categorie prima di noi, tipo tutti i pubblici esercizi, già da mo' controllano il Green Pass. Quindi non è il nostro problema di categoria, non è così pesante, ok? È pesante sicuramente tutto quello che sta dietro questo discorso. Ad esempio, questa settimana, appunto, il weekend, per entrare nei nostri negozi dovevi avere il Green Pass rafforzato se ti trovavi all'interno di un centro commerciale, ma per invece spendere la piattaforma alimentare, che ha anche tutto un comparto non alimentare, non avevi bisogno del Green Pass, e quindi ci siamo trovati, tra virgolette, con la concorrenza, o comunque con un disagio non da poco da spiegare poi ai nostri clienti che vengono sempre ai negozi, che magari si sono trovati ad essere, tra virgolette, lasciati fuori dalla porta. Ecco, Che atteggiamento abbiamo noi? sì, soprattutto questo perché insomma la novità diciamo non è sconvolgente ma non è neanche da poco, soprattutto sul fronte dei controlli. Guardi, allora noi l'atteggiamento che abbiamo è quello di rispettare le regole, quindi di controllare tutte le persone che entrano in negozio, o la maggior parte delle persone, anche perché c'era una FAQ del ministero dove ci spiegavano che avremmo potuto fare controlli a campione, ma noi come Confcommercio consigliamo a tutti i nostri associati di controllare il più possibile, perché appunto, siccome è una FAQ, la spiegazione non è interpretabile, ok? Quindi potrebbe anche esserci che il funzionario che viene a fare il controllo ritiene che il controllo deve essere fatto a tutte le persone che sono all'interno del negozio. Quindi noi consigliamo quello. Adesso stiamo aspettando che ci diano anche delle spiegazioni, perché questa cosa è in mano, tra virgolette, la gestione ai prefetti, quindi sono loro che poi alla fine decidono come interpretare questo tipo di FAQ, ok? Quindi il nostro comportamento è quello di cercare di accontentare tutti, di rispettare le regole il più possibile. È ovvio che se abbiamo qualche persona che non può entrare in negozio e ha bisogno di qualcosa di necessità, probabilmente gliela allungheremo anche fuori dalla porta. Stamattina, ad esempio, da me, proprio per l'articolo che ho io, è successo che sono arrivati dei signori che avevano sì il Green Pass, ma scaduto da un giorno, e devono fare la terza dose tra un giorno. Avevano bisogno di calzini, glieli abbiamo allungati dalla porta, ovvio. Quindi cercheremo un po' di gestire
tutti, perché per noi i clienti sono un bene prezioso, li vogliamo mantenere, ma è anche vero che noi le regole rispettiamo e continueremo a rispettarle, quindi continueremo a fare i controlli. Parola d'ordine e buon senso, insomma, mi pare di capire, Esatto. nei giorni di grande affluenza, non so, magari il sabato diventa un po' più problematico, c'è più via vai di gente, anche lì il controllo, ci sono strutture che devono prendere magari la persona in più, riuscite ad arrangiarvi con un dipendente che fa questo controllo, insomma, anche dal punto di vista logistico, come funziona? Allora, purtroppo non abbiamo neanche un bellissimo periodo per cui abbiamo visto che i negozi sono frequentati molto meno rispetto a quello che avrebbero dovuto. Per adesso questo problema non ce l'abbiamo, nel senso che riusciamo a gestire proprio perché contingentiamo ancora gli ingressi, servendo e controllando. Se dovesse poi esserci la necessità, dovremmo poi organizzarci con qualcuno sicuramente alla porta che controlli, ma questo riguarda probabilmente i negozi più grandi che hanno tanti ingressi. Diciamo che i negozi in centro storico comunque riescono a fare tutte e due le cose, a controllare e a servire al meglio, insomma. L'idea però di istituire questo Super Green Pass e di insomma, renderlo obbligatorio anche per l'accesso ai negozi vi trova concordi o voi per esempio siete stati quelli che nella prima ondata insomma, siete potuti rimanere aperti anche se di fatto senza clienti molto spesso perché non si poteva accedere, non ci si poteva spostare di comune eccetera. Questo forse è quello che molto spesso tanti dimenticano. Abbiamo fatto veramente un grande sacrificio. Detto francamente, la maggior parte di noi si è vaccinato, ma non perché aveva tutta questa voglia di farlo. Ma noi siamo in prima linea, siamo quelli che hanno bisogno di mandare avanti, tra virgolette, l'economia, di tenere aperto. La città sopravvive grazie anche alle nostre vetrine, alle nostre luci. Quindi noi siamo in prima linea e abbiamo fatto questo, e abbiamo fatto naturalmente tutto il possibile per tenere aperto, perché l'anno scorso, quando siamo rimasti chiusi, oltre ad vedere pochissimi aiuti per la nostra categoria, perché comunque la nostra categoria è stata veramente poco aiutata, abbiamo subito veramente un grosso danno. Quindi per noi era indispensabile quest'anno continuare a tenere aperto. Quello che si sta verificando in questo periodo in realtà però proprio perché c'è una desertificazione del centro storico è un po' un lockdown, nel senso che non c'è gente, però a costi elevatissimi perché noi comunque siamo aperti, quindi consumiamo energia, consumiamo riscaldamento e dipendenti e tutto quello che ci Abbiamo sta visto dietro. quali sono i costi dell'energia e del riscaldamento, credo che anche voi li abbiate toccati con mano, insomma, i vostri associati. Sì, li stiamo toccando adesso, stiamo proprio facendo abbiamo alcune riunioni di verifica perché appunto i costi non sono aumentati soltanto nell'ultimo mese, ma c'è stato un aumento dei costi tutto l'anno, quindi questo è un fenomeno che adesso probabilmente si sente ancora di più perché le ultime bollette sono state molto sostanziose, lo stiamo verificando, ma è tutto l'anno e specialmente l'anno che andiamo ad aprire che sarà pesante. Quindi la nostra categoria sicuramente è una categoria in sofferenza e l'apertura per noi è obbligatoria. Lo stavo accennando prima sul fronte dei ristori, poi concretamente quello che hanno promesso è arrivato, state ancora aspettando anche per la cassa integrazione dei dipendenti? Allora, infatti, proprio la cassa integrazione in deroga per adesso non abbiamo ancora notizie certe. Sembrerebbe che sarà una delle cose che riusciremo ad avere ancora, ma in questo momento non abbiamo niente di certo. Abbiamo fatto una battaglia incredibile per le rimanenze di magazzino, per il credito d'imposta e siamo riusciti a portare a casa questo risultato quest'anno, appunto, che è stata una battaglia molto sofferta. Il commercio nazionale si è data un grande affare su questa cosa. Però in realtà gli aiuti sono stati pochi per tutti. Bisogna anche, sì, come dire, far di necessità virtù, accontentarsi, anche se in effetti quello che avete perso difficilmente lo potrete riguadagnare da qui anche più avanti, anche se le speranze sono quelle, insomma, di una ripresa anche dei consumi. Molti hanno tenuto i soldi in tasca proprio per il periodo difficile, forse adesso è anche il momento di ritornare a darvi una mano. L'anno scorso, infatti, era il nostro cioè, abbiamo avuto una estate e un autunno di ripresa. Avevamo cominciato a rivedere, insomma, clienti, si sentiva una brezza diversa. E dicembre con la zona gialla abbiamo già cominciato ad avere un po' di perdita, a gennaio è stato veramente
Siamo passati veramente ad essere, siamo stati, come si dice, sotterrati da un treno, no? Ecco, quello che ci auguriamo è la ripresa che abbiamo visto appunto l'anno scorso verso fine anno, di rivederla da adesso in poi, perché noi abbiamo tutta l'intenzione di metterci del nostro, di far bene e di metterci l'entusiasmo. Comunque i negozi, specialmente i negozi nei centri storici, che sono l'anima della città, e hanno in questo periodo qui hanno fatto un sacco di sacrifici, ma allo stesso tempo non si sono persi d'animo, perché abbiamo usato il nostro tempo per fare formazione, per fare ricerca, per cercare di essere sempre di più all'interno del nostro territorio importanti e di fare la differenza che il mondo online non può fare. Venire nei nostri negozi, venire a spendere, seguire i nostri consigli, trovare le cose giuste, con il gusto giusto, con il prezzo giusto, è ovvio, è quello che ci aspettiamo, insomma, di portare a casa per il futuro e di vedere questa categoria crescere sempre meglio. Vai. Allora, grazie intanto, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo a parlare con Antonella Popolizio del settore Federmoda e non solo, a tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia di Antonella Popolizio, presidente regionale di Federmoda in Confcommercio. Abbiamo toccato un po', insomma, quelle che sono fino adesso le novità del Green Pass che vi hanno riguardato in modo particolare. Ecco, adesso noi andiamo a vedere in questo servizio di Alexis Sabato, insomma, come altri suoi colleghi stavano aspettando alla vigilia questa novità, quali erano le preoccupazioni e le contromisure che hanno preso. Vediamo. Siamo da Arteni alla vigilia dell'obbligo, d'esibizione dell'obbligo del Super Green Pass anche nei negozi d'abbigliamento. Con Gianni Arteni, Cristina Arteni, vi siete già organizzati, anzi una cliente può arrivare perché ci sarà una torretta predisposta al controllo. Esattamente, questa è la torretta che ci sarà all'ingresso. La cliente può avvicinare il suo Green Pass sia base che rafforzato, ovviamente. Uscirà, come vedete, un bigliettino col nominativo. Una cosa importante: queste torrette non registrano nulla, per cui ci sarà semplicemente sul bigliettino il nome, che il cliente conserverà all'interno della visita nel nostro punto vendita. Semplicemente questa sarà la cosa che faremo. Siamo costretti a chiudere, noi normalmente abbiamo 3 ingressi, ne faremo uno solo centrale. Siamo convinti che fare questo è anche per accogliere i clienti in tutta la sicurezza possibile, come sempre noi facciamo, e ci siamo adeguati ovviamente alle regole del governo. Avete tutti i dispositivi di sicurezza, perché in realtà c'è anche la torretta con la misurazione della temperatura, l'igienizzante, e poi appunto il controllo del Green Pass verrà posizionato proprio nell'ingresso. In tutti i nostri punti vendita ci sarà lo stesso. Anche un grosso investimento. Ahimè sì, però abbiamo preferito farlo in questo modo piuttosto che rincorrere i clienti con il cellulare. Insomma, ci sembrava una cosa più semplice, più facile. Gianni Arteni, come sta andando anche in vista di questa nuova norma, di queste nuove disposizioni? Ma diciamo che io francamente non mi aspettavo questa recrudescenza dei contagi, quindi come tutti gli italiani credo sono nel pallone. Per quel che riguarda come vadano le cose, vedete da soli, non c'è affluenza, molto bassa, perché la gente ha paura, e speriamo che questa ondata ci lasci vivere e cominci a scemare, come pare che nel resto dell'Italia i contagi stanno diminuendo. Noi ci siamo organizzati come sempre per rispondere alle norme, per rispettare le norme, che fa parte del nostro modo di operare. Siamo molto dispiaciuti che alcune persone pensano che siamo noi a inventarci queste complessità. Non è così, il nostro è semplicemente un modo dovuto di rispettare le regole, come l'abbiamo sempre fatto. Dopodiché
dipenderà dalla coscienza delle persone e di chi comprende che noi siamo in una posizione dove dobbiamo dire signor sì e obbedire. Voi avete già notato un calo nonostante i saldi e pensate a un ulteriore calo? Ma questo calo credo che sia dovuto alla pandemia, credo che sia dovuto alla paura che la gente ha di esporsi in qualsiasi modo ed è legittimo pensare questo aumento dei contagi, soprattutto nella nostra regione, non può non spaventare la gente e mettere in allarme tutti. Penso che il vestire sia una delle ultime cose a cui la gente pensa. E quindi se dovessimo dare una percentuale di calo delle vendite, dei consumi, lei che cosa ci direbbe? Ma allora, io ho notizia da mia figlia che lavora 10 ore al giorno e che ieri sera con gli amici sono andati a mangiare una pizza dopo la chiusura del negozio. Non faccio il nome della pizzeria, del ristorante, ma mi ha detto che erano un tavolo solo loro. Quindi questa la dice lunga su come si comportano i friulani in questo storico momento e soprattutto in un mondo irreale. A me pare di vivere in un altro pianeta, non so voi, perché veramente è una cosa triste dopo 2 anni di una vita ridotta al lumicino, perché non possiamo questo, non possiamo quello, siamo molto preoccupati della continuazione di questa situazione. Speriamo che si verifichi veramente quello che gli esperti dicono, che andando verso la primavera dobbiamo aspettarci un miglioramento e un ritorno, tra virgolette, alla normalità. Insomma, queste e anche altre voci che arrivano dal mondo dei negozi. Facciamo un bilancio popolizio di quello che sono stati i saldi invernali. Insomma, ci siamo lasciati alle spalle il periodo con le festività natalizie, che in genere è un periodo che, insomma, gennaio, poi arrivano i saldi. Sono mesi buoni, dicembre e gennaio, per voi com'è andata? Il fenomeno saldi purtroppo quest'anno, proprio a causa della pandemia, è stato un disastro, nel senso che non abbiamo avuto assolutamente i risultati degli altri anni. Non abbiamo visto clienti nei negozi, ma questo dettato proprio dal fatto che tantissime persone sono a casa o in malattia o in quarantena, eccetera. Quindi noi abbiamo registrato proprio qui nelle nostre zone un meno 30% di ingressi. Con questi numeri, ovvio, i saldi non avevano assolutamente la possibilità di decollare come gli altri anni. Quindi, nonostante tutti abbiano anticipato le percentuali più alte di sconto, cioè già la settimana scorsa i negozi, quelli che tradizionalmente iniziavano con sconti del 50% nel mese di febbraio, li hanno anticipati già adesso. Quindi diciamo che la nostra situazione per questo mese qui è veramente disastrosa. La soluzione saldi sicuramente non è per noi una soluzione in questo momento che ci ha dato una mano, che può essere importante. Non dimentichiamo poi tutto il mondo dell'online che in realtà ha giocato e gioca sempre la sua parte, perché per quanto riguarda appunto il fatto di poter arrivare direttamente a casa delle persone, anche se le persone non escono, e con prezzi vantaggiosi rispetto a quelli che magari puoi trovare nei negozi, e questo tipo di concorrenza per noi è sempre molto sleale, ok? E rimane uno dei nostri problemi. Tantissimi negozi però, devo dire la verità, in questi 2 anni si sono organizzati con le loro piattaforme, perché è vero che in questi 2 anni di pandemia il contatto umano è comunque rimane una delle cose importanti. Quindi un cliente che viene a spendere nei nostri negozi è un cliente, perché noi italiani comunque siamo così, abbiamo bisogno di contatto, abbiamo bisogno di parlare, abbiamo bisogno di consigli, è una cosa che apprezza molto. Quindi compra nell'online sicuramente le cose più veloci, le cose che hanno prezzacci, ma quando deve fare degli acquisti un po' più pensati,
frequenta i nostri negozi e quindi noi ce l'abbiamo chiaro qual è il cambiamento, dove dobbiamo andare e su questo ci stiamo preparando. Sicuramente i clienti hanno anche bisogno dei consigli, i negozi sono i commercianti, l'anima dei centri storici, lo accennava prima. Le chiedo qual è la situazione dei centri storici oggi. Sappiamo che ci sono anche importanti risorse economiche, coi piani di rigenerazione urbana, PNRR, con progetti che insomma verranno finanziati e che dovranno dare una mano al centro storico per farlo ritornare insomma vitale all'interno di una città, perché c'è il rischio insomma di perdere anche quest'anima. Ecco, secondo lei qual è la situazione attuale e qual è lo scenario futuro? Allora, i fondi europei che stanno arrivando e tutto quello che praticamente come associazione ci stiamo impegnando a gestire, a pensare, quindi dai distretti del commercio a Unity Digitali, ad esempio, a tutte quelle che sono anche le rivisitazioni della legge 29, piuttosto che sono materie su cui Confcommercio sta lavorando tanto e tanto bene. E sicuramente saranno per noi dei ganci importanti dove appenderci per poter appunto traghettare questo momento di crisi del commercio su un commercio molto più vivo e moderno. Quindi su questi temi, past president Marchiori, ma anche adesso il presidente Chilon, sono estremamente sul pezzo, con la nostra squadra tecnica stanno lavorando su queste cose qui bene, sempre a braccetto con tutta la regione, che quindi per noi è indispensabile la collaborazione di tutti. Quando ci sono tante teste insieme belle, probabilmente poi insomma le speranze sono buone, se è questo. Per quanto riguarda invece il turnover dei negozi, una delle cose che incidono di più è naturalmente quella dell'affitto, che rimane un po' come una spada di Damocle sulle vostre teste. Affitto e costo del personale sono proprio l'ABC per noi. Gli affitti effettivamente sono pesantini, anche perché molto spesso chi è proprietario di un immobile in centro storico e questo immobile è adibito a negozio, non ha chiaro che non è un appartamento. Quindi l'affitto deve purtroppo seguire quello che è l'andamento del commercio in questo momento. Se il commercio non è in grado di pagare perché non è ricambiato, automaticamente anche l'affitto ha bisogno di essere ricalibrato. Ovvio che in passato non è stato così, alcuni proprietari immobiliari sono stati molto attenti a questo tipo di problema e sono venuti incontro anche prima ancora di avere dei sostegni, tra virgolette, dallo Stato, ma proprio per, diciamo, etica, altri un po' meno. Speriamo che, insomma, questo mio intervento di oggi possa sensibilizzare quelle persone che in realtà non si sono comportate così. Allora, grazie ad Antonello Polizio, speriamo che questo messaggio passi e che insomma tutti ci si possa dare una mano, perché il momento è complicato per tutti quanti e come abbiamo detto insomma avere le serrande alzate nei nostri centri storici è molto importante. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie, arrivederci. Finisce qui questa puntata di Screenshot, l'appuntamento è per domani sera. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.